todos e bene agattados, è un'altra puntata di storia, che cercamos di contare non di importo, chi non pare più di importo. Chi stima che sono di interesse e chi tocca di schire o di fare rischire. È considerato che stiamo vivendo in un momento difficile, un tempo malato, che non abbiamo mai ido con questo coronavirus, una peste che ha fatto mortos e malati, seguendo a fare danni e che ha fatto danno senza economia dotta. E stiamo cercando di decidere come si può dai apparecchi sanitari, ma dobbiamo a fare sempre più sconto con questi altri problemi che sono vessinde. Dell'economia massimamente e del suo triballo. E poi a regionale di questa questione abbiamo domandato a Zudu, a Gianni Loi. Grazie a può essere in nome, professore. Grazie a vosaltros e saluto a tutti. È stato professore per metà anno del diritto del suo triballo all'Università di Castello. Professore, innanzi di entrare in conto del triballo, un vago, chi è Gianni Loi? O è cresciuto, o è nasciuto, e t'ha fatto? È nasciuto, forse sì, con su 68, con questa contestazione, con un sciopero che ho fatto tanto, e ha sempre si caratterizzare questo impegno cosa mia. Mi sono sempre impegnato in questa faina e a Pusichio. E poi sorti mi è capitato il lavoro in questa materia, sul diritto del lavoro, questa è una cosa che mi ha appassionato, mi era interessante, poi la questione delle persone, dei lavoratori, della vita, della società, l'evoluzione della società e questa evoluzione del suo lavoro. Quindi sono contento di aver capitato in sorte questo tipo di lavoro. Professore, questo problema sul coronavirus, questa settimana in italiano, una pandemia, quanto se calendario ha fatto sul mondo e su triballo, a aziende italiane, a cosa sarda soprattutto? Ma io credo che ancora non usciamo, che ha fatto danno meta e è evidente. Un danno che era durato per metà tempo, poi che non c'è stata distruzione di una parte del suo sistema economico, a tornare a sanare il tempo. Certo, c'è da essere in alcuni settori che si può recuperare all'estero, altri invece ad essere più lungo. Questo deve sapere, questa storia, non sarà neanche tanto tempo senza la volle tornare a porre a posto questo danno. E mi pare proprio che forse superlo dobbiamo ancora ieri, questi problemi, ma non virus che possiamo tenere una legge che mi pare finza a sul mese di marzo, prima sul licenziamento, non si può licenziare. E te non dobbiamo rispettare. Se Confindustria già da now è insistente con il suo governo, può acabare quanto prima con questa legge che sospende il suo licenziamento. Poi da questa spunta in misura di emergenza, che io non pago del respiro, può tirare innanzi si muove, ma è sicuro che su un'industria, una bottega, un'attività economica non può andare innanzi, su lavoro si perde e non si può garantire per metà tempo. Quindi, quando andate a acabare questa situazione, io sapere pure un movimento di licenziamento dei settori industriali che non riescono a tornare a questa strada eretta, insomma, e quindi questo è che io sapere. In Sardegna sono minori che sono quasi, mi triballano quasi una famiglia o poco più, dobbiamo avere preoccupazione più umana? Sul danno che ha fatto in Sardegna è in un settore economico che è meta relazionato con il sistema dell'industria che noi teniamo, dell'attività economica, e sul turismo e tutto su che è relazionato con il turismo che ha di passare sul danno brusmanno di questa situazione. E questo è questo che si può dire ponere a posto per all'estero puro, poi si acaba e si può ritornare a si muovere liberamente e arrivare sul turismo, è cosa credo che si possa tassare abbastanza all'estero, non definitivamente, poi tagliare con un danno definitivo,
e sa struttura generale invece se non dusceus, poiché non sceus come ti sa da ponere se economia a pusti di questo episodio umano, questa storia che noi stiamo vivendo, ma quando da passare in meno tempo in questa storia, questi anni su Santa Contare come te hanno su Mattanoso. Sì. In storia dei diritti su triballi, bada momento o commenti ai gustos o dobbiamo tornare in seguito di storia e se solo una cosa di sul libero, che si agatta in sul libero? No, noi stiamo vivendo, io creo, una parte di storia, certo che non tiene evidenza questa presentazione di commenti di Osbivia in altri tempi, però disimbilla a meta. Poi questa narrò su liberalizzazioni, flessibilità del suo lavoro che deve sia appello in questi ultimi tempi. A Salvini si imbilla questa situazione dei primi proletari su questa rivoluzione industriale, che non tenevano per una protezione e viviano pocanto potevano vendere questa forza di lavoro che tenevano, che non tenevano più forza fisica, si chiese male tanto, un'altra cosa che diventa il suo lavoro e ci tornano in questa miseria più assoluta. E a Salvini, questo nuovo precariato che è crescendo, è gente che si agatta in questa propria situazione, che vive di dicono di secondo su chi ipotesi. A Sanzorronata, sì. E questo spunti schianti dentro sul danno dello smanno di questa pandemia, perché chi ne teniamo un lavoro, un impiegato pubblico, uno che teniamo una garanzia, certo, qualunque cosa è passata su proprio, però non commenti che ne vivia da ogni dì. C'è gente che può di papai, sa di chi lavora, sa di chi non lavora, non può di più su. Pure sa gente che lavora su lavori irregolari, chi lavora da fuori, chi non tiene un contratto regolare. Questa è tutta gente che non solo è sa prima a perdere questa possibilità di si difendere, ma non può tenere manco i saggiudos che si stanno a cercare di donare. Faccio un esempio. Con questa pandemia è aumentato il numero di persone che hanno state regolarizzate. Poi, i che lavorano in economia domestica, i SCOLF, i servitori di un tempo, si muovono su nomini più delicati, ma questo non vuol dire su sfruttamento. Chi lavora di maniera regolare non poteva ottenere l'aiuto che ha donato lo Stato. Tanto in meta famiglie hanno regolarizzato questa situazione di lavoro per poter aiutare a questa persona che lavora in domo. Quindi esiste sono paradosso, no? Ma questa situazione ha aiutato a procurare più lavoro regolare. Però sicuro è che queste persone vanno scanti passare questa crisi di maniera più forte. Perché c'è gente che questa crisi non ha fatto manco così, non ha anticipato a lavorare, a produrre il reddito, a aumentare. E il più povero che si sta accattando in situazioni difficili invece ha pagato di più. Questo è ciò che succede. Nel senso che noi abbiamo in Sardegna oggi una nuova esplosione terribile del precariato, per esempio, una delle zone dove il precariato va molto più avanti. Guardate, questo è uno dei temi su cui io insisto, anche perché il precariato non è soltanto non portare a casa abbastanza soldi alla fine del mese, non è soltanto avere difficoltà a trovare le risorse per mantenere, ma è una umiliazione che corrompe moralmente un popolo e che fa un danno incredibile, perché chi si trova in una situazione di ricatto è una persona che viene offesa nella sua dignità. E soltanto dalla dignità può ripartire questo dato. E noi ci ritroviamo oggi, che cosa? Nuovamente gli interlocutori di fuori, siano essi politici, perché noi non abbiamo più una giunta che decide in Sardegna, rimanda tutto a fuori, da fuori, imprenditori, perché anche l'impresa non è un'impresa autoctona, sono gli imprenditori che vengono a speculare in alcuni settori, ora si parla di paleoliche, di cose del genere. Che io insegno diritto del lavoro virtuale.
perché poi queste cose non è detto che esistano, che i lavoratori debbano essere pagati, che ci sono certe garanzie o altre cose, o che i dirigenti possano essere licenziati, perché anche questa è una delle cose che fanno parte del diritto del lavoro virtuale. Poi la realtà è un po' diversa. L'economia non lascia nessun dubbio. Il lavoro deve essere sofferenza e deve essere fatica. Nelle definizioni di tutti gli economisti, prendo quella di Graziani, ma anche gli altri sono tutti così, e dicono che il lavoro, per essere un lavoro in senso economico, è l'applicazione diretta delle facoltà umane alla produzione della ricchezza. Il lavoro economico non è mai disgiunto da sensazioni penose, implica fatica, sforzo, tensione. Lo si fa solo perché il dolore incontrato è preferito al dolore più forte dell'inapagamento. Cioè sostanzialmente il meccanismo che nella sua definizione ci dà l'economia è che questa cosa così dolorosa che uno fa soltanto perché la fame è ancora più dolorosa. Deus nascito nel 1977. Questo anno non fin tanto tranquillo sposse economia e Italia che zonarre. Mi pare che noi siamo sempre di un pago entrato in questa mimula crisi, ma non queremo bessire un pago da questo modo di pensare. Noi possiamo fare qualche cosa, commenti triballianti, o è solo la politica che può fare qualche cosa? No, devo manco la politica, per la verità. Su opinioni, cosa mia ovviamente, io credo che chi tiene su comando di questa situazione, non in Italia ma in sul mondo, non è la politica ma è l'economia. Poi quando la politica può di avere a decidere, possa gente, possa società, fai cose buone spuro. Ma in questo periodo, in questo tempo, chi ne comanda questa economia, poi questa economia che condiziona questa politica, sa viene un governo, vai di su, chi tiene di imposizioni che diona da industria. Faccio un esempio, forse si può comprendere. Quando ci fu sul dibattito può migliorare questa situazione contro il disinquinamento e approvare in Italia una norma post introduzione della benzina Birdi. L'opposizione dell'industria, della Fiat, ha fatto ritardare anni e anni su questo sciopero. La politica, si può dire, decidere di questa politica, di ha fatto, putaggiata e di andare fatta in tutto il mondo, ma non fu disinteresse di un'economia, di una parte, di un'impresa importante e ha provocato sul rallentamento. E questo è praticamente sul sistema in tutte le cose. Quindi il suo problema oggi è che su poderi, in questa divisione dei suoi poteri, l'economia ti tiene troppo e la politica ti tiene troppo poco. Poi con tutto su Vinarauso, però la politica tiene pure un'anima positiva, di preoccupazioni, può cambiare questa situazione della gente. Ma lei dice, ma non sa capire, perché chi ne comanda da oggi è l'economia che decide tutto. In questo momento di crisi, la Confindustria dimanda dal suo governo azzurroso ed è giusto. E finza a trarlese può cambiare d'ora su tribaglio e su diritto e su tribaglio, cosa che gli suonava flessibilità, che forse non è proprio gai, ma non bisogno di d'ora flessibilità, deve cambiare, deve regolare più lasca, più su... Sì, no, certo, noi non potevo fare una battaglia contro questa flessibilità. Poi, se serve un lavoro flessibile, l'impresa ha il diritto a tenere un lavoro più flessibile. Però, ora che il governo, la politica, deve decidere pure come è organizzata questa società. Poi, l'idea di serrare su un minimo sbotteghe. È una rigidità che non so se lasciare tutto libero oppure sciopero su di questo tipo. Chi permette pure una vita differente da questa famiglia, poi tenere un ritmo, non è sempre a lavorare in qualsiasi momento, funti scioperi che si può fare. Quindi il suo problema non è tanto di combattere la flessibilità di ona, poi tenere questa efficienza lavoro. Il suo problema è che questo non deve cambiare le caratteristiche e il diritto su questi lavoratori. E poi la flessibilità di oggi,
Per fare un esempio, che una persona non lavora da più 28 ore, lavora 24 ore a giorno. Ci sono mera lavoratori che si commentano sul telefono in che sia al momento, fino a fuori del orario di lavoro, ti possono telefonare, possono avere una vaina, un compito di fare, una mansione, e quindi praticamente isso su punta a disposizione dell'impresa non 28 ore a schifunti, ma per sempre. Sull'Unione Europea, sul Parlamento, discutendo questo che c'è il diritto alla disconnessione, che quando si serra sui lavoratori non deve essere più disturbato. Quando torna a lavorare si dà. E c'è una resistenza pure a questo. È passata questa idea, però ancora c'è un'opposizione o un ritardo, sei doveroso, ma aspettavo a tu 3 anni. Ecco, non è su tempo, c'è. Quindi sul problema non è questa flessibilità, ma appunto le garanzie. Un lavoratore si deve adattare, però con regole che siano uguali prodotti e che rispettino le esigenze della sua vita privata. Poi una famiglia è una famiglia, dei figli, orari di scuola, tante altre cose che devono essere rispettate. Ecco, questa flessibilità di narrare è un verticismo, un'idea, però non vedo. Questo è il suo problema con me. Professore, questo diritto su triballi è più debole come se lo ponimmo a confronto con il diritto su triballi di 20 anni fa, come sono queste cose, come sono andando? Puntandenti che in suo sistema economico, in sua produzione, le garanzie per i lavoratori, che poi è costo, cioè costo economico, quanto costano, è diventata una parte mega importante per la concorrenza fra le imprese. Tu, quanto più risparmia, sta pagando sui lavoratori, tanto più all'ANSA può essere più in questa concorrenza. Questa idea, che pare una bella idea, è terribile concettualmente, poi si impresa, che ne fai di impresa, che ne vuole di avere una bottega, avere una fabbrica, delle cose, e prendo dei costi che vengono vissuti in posti degli stati. Non puoi decidere quanto paga la benzina, quanto paga l'energia elettrica, quanto paga SIV, quanto paga le imposte. Funti tutto cose che vengono vissuti, che decidi o si Stato o sul sistema. Sul lavoro è un costo che deve essere fisso, non fisso in sul sentito che non può cambiare, ma che garanzia deve essere firme e uguali prodotti. Chi ne vuole fare impresa deve decidere che un lavoratore costa tanti. E tu devi pagare tanti, Bolinari devi rispettare la legge contro i suoi licenziamenti illegittimi, i assegni familiari, insomma, le cose che servono. Dopodiché, questa concorrenza si dà avanti in altre cose, la qualità del suo prodotto, la capacità di tenere con il suo marketing, poi devi intivare a chi dei brusi a rinascere. Quando un'impresa entra in crisi, e si intende un'impresa che narra, ma adesso in crisi, poi non mi sto adesso non pago di IVA, poi non pago di imposta, poi non posso pagare per pago la benzina o l'elettricità. Narra no, la SEMI licenzia dei brusi, la SEMI paga per pago sui lavoratori, la SEMI che devo imparare in maniera più elastica, no. Questo è un bene importante, e tutto su dipende. E se tutto su ischi imperanta, tu paghi in questa maniera, la concorrenza è rispettata perfettamente. Se invece non si permette, poi la verità è che c'è un lavoratore più garantito, chi ne è più pago garantito, chi utilizza un lavoro chi senza rispettare le regole approfitta del suo mercato. Ecco, noi dobbiamo pensare a questa cosa che mi pare semplice, tranquilla, e su un fattore di questa produzione su lavoro che è prezioso per le questioni di persone, uomini e femmine, che ci vogliono in una parte di questa vita cosa in soro, e questo è il suo problema. Quindi basta con questa idea che quanto più si barattato sul lavoro, più si danno si impresa. Poi da lì ci torniamo su la prima rivoluzione industriale. Come siamo orbiti in Roma usato che arrivare sul vaccino, sono arrivato sul vaccino, e arrivare questo tanto denaro dall'Europa, tanto un miliardo, più di 200 miliardi. A me mi pare che entre questa conterra politica, che poi è una conterra, su triballi, sulla qualità di questo triballi
non bisiede, non si questiona del trabalho di qualità, si narra chi tocca de aere posto di trabalho bonus, ma poi a fine, a stringa, mi pare che nessuno pensa ad un'idea. Sì, è proprio aici. E poi i posti di lavoro, quindi le occupazioni, non si creano aggiungendo direttamente l'attività del suo lavoro, avendo uno sconto, come davanti a noi, dando un incentivo a chi contratta una persona davanti su 30% di sconto per 3 anni, eccetera, eccetera. Questo non serve a nulla. Non serve a nulla perché abbaratta sul suo lavoro per un periodo di tempo e poi non serve a nulla. Il suo problema è di creare condizioni perché l'impresa possa funzionare. Quindi questo investimento pure in questo tempo non è fatto con incentivo su come si fa di noi, no, deve essere lavorando in infrastruttura, creando un sistema, una situazione economica di infrastruttura che permetta, che faciliti che l'impresa possa ponere in Sardegna. Questo è il suo sistema. Poi uno si è basato su donare su una varica di lavoratori gratis, a uno può fabbricare i savoni, ma non riesce a vendere sui savoni, ti senti fai. Quindi il suo problema non è in quanto costa da chi sopperaio che serve da impresa, ma in sul fatto che l'impresa possa riescere a fare una produzione che poi possa vendere. Questo è il suo problema. Ecco poi ti servono infrastrutture, non una di posso contare uno conto, Tiziano Treu, che è stato ministro del suo lavoro come noto scinti, tenia un uomo in Sardegna in zona dei Budoni e una di si arriva in Castello ed è per andare a domo sua. E se sono andato a Castiai su treno, autobus, cioè quasi impossibile arrivare rincioliato una dia e mezzo. E si ha fatto questo commento, ma come ti potete andare innanti, si può arrivare da una parte a Satra della Sardegna in 2 disi? Cioè, ponai. Qual è il suo problema? Devo creare questa infrastruttura, un sistema in cui l'economia possa prosperare effettivamente. O se non si è cosa aggiunto, costruire una fabbrica che all'incuno 50 anni dopo entrare a Sciusciao su cassa integrazione, che su che ho sconnotto con il suo piano di rinascita, sa petrolchimica. E canto in Vogliato? Sì, c'è Vogliani, c'è un'impresa che hanno acabato di costruire, non hanno fatto questa produzione manco una D. Quindi devo investire in infrastrutture. Infrastruttura può creare un ambiente positivo che effetti le cose materiali e materiali pure, sa cultura poi. Cioè, quindi si deve decidere di fare imprese. Il suo problema potete essere pure che abbiamo regole troppo difficili, leggi troppo difficili. In questi ultimi 20 che in vanno abbiamo stento, pacchetto 3, abbiamo stento, le viaggi, siamo arrivati sul Job Act di Renzi, ma non mi pare che abbiamo mezzorato le cose. No, non è vero, questa cosa proprio poi il suo problema è la capacità delle imprese di andare avanti. Se noi cambiamo le regole del suo lavoro, abbarattare sul costo del suo lavoro e basta. Ma questo non è una produzione automatica. Poi se non si pone in quest'ottica, noi abbarattare sul suo lavoro per fare concorrenza a chi? È francese, è tedesco, è esatto, si sta punti tonto che avarranta, oppure i suspuru si fare la propria concorrenza, cioè sa Volkswagen rispetto a sa Fiat, a sa Peugeot, a sa Chiesti. Verso una battaglia e tutto si stringe di che riesce a ritirare. No, invece questa concorrenza si deve fare chi da vincere di avere. Da vincere poi essere in grado di avere un prodotto che anda innanzi sul mercato. E infatti c'è una statistica che tutti possono intibire che i paesi in Europa che hanno un'economia prosennanti hanno un costo del suo lavoro più alto del nostro, pagano dei più i lavoratori. Quindi l'idea che i pagando più spago si possa è una cosa non una contesa, ma una cosa proprio dei popoli, non di chi di avere sa est in si vede come si fa l'economia e sciti come si comanda, insomma, sostanzialmente questo è il suo problema. E poi noi dobbiamo pensare pure a questa persona, non so pensare sempre a questa economia, sì, ma su scopo di Stato dovresti difendere questa economia o fare stare bene 6 persone. Ecco,
quando noi teniamo lavoratori che non tiene più garanzia, che può essere licenziato liberamente come ti avuto un tempo, eccetera, il problema non è tanto che noi difendiamo questa possibilità di impresario di licenziare. Poi ti gusto, bene o male, quando non ti servi, ti assavini tu puoi fare, puoi costare un pago di plus, ma non c'è un impresario che parla da pagando lavoratori che non ti servi. Il problema è che se non sono giocato su questa garanzia, i lavoratori non hanno più diritto. Cioè, se un lavoratore può essere licenziato liberamente da un momento all'altro, sa di che se impresario, poi da questa cosa succede, di dinare, sì, hai fatto 2 ore in più di straordinario, ma non ti dà spago. Puoi fare un ricorso, puoi pagare 2 ore? O una femmina che si sono a me da molestia sessuali, questa cosa. Una lavoratrice che può perdere un lavoro liberamente senza nessuna garanzia. Quando si agatta con una molestia, con situazioni simili, tieni sempre più forza di una persona che tiene di una lei, che può fare una denuncia, che può difendere il suo posto di lavoro. Cioè, che significa che noi siamo proprio avvilendo questa persona e stiamo sbogando questa dignità. La dignità di essere la possibilità di poter dire no, io non faccio questa cosa, mancai tu mi da domandisi e tu non mi puoi licenziare, poi stai servendo una cosa giusta e non sono obbligato a così, accettare sul ricatto che mi fai per questa cosa. Quindi il suo problema non è la flessibilità, è la dignità di questa persona che non tiene questa protezione e si deve vendere totalmente, vendere pure questa dignità di chi tiene di poter lavorare. De custos che tenendo un babbo e una mamma che questionante a sardo e fetti sardo fra de issus con i parenti con i amigos con nostri figli su questionante italiani. È una cosa un poco curiosa, questa è una cosa che non ti perdono, però questa è una cosa che hanno fatto, perché mi manti privato di una conoscenza prusmanna che devo non tengo, una lingua più limitata. Faccia questa che tenia antissus, però su doveri mio di trasmettere questo caparreccio, non deve avere operazioni strane o meccaniche. E oggi curiosamente il recupero della lingua avviene non quando noi perfezioniamo il linguaggio, troviamo le parole più genuine, ma quando abbiamo il coraggio di parlarlo senza vergognarci, cioè ripetendo lo stesso meccanismo con cui le generazioni precedenti hanno imparato l'italiano, noi riapprendiamo il sardo quando abbiamo il coraggio di esporci, parlarlo anche senza saperlo parlare bene. Lei parte da un principio di spontaneità, adesso noi vediamo in sovraimpressione delle immagini di sue lezioni televisive, registrazioni che lei ha fatto per trasmettere in questo caso nozioni di diritto del lavoro. Sì. La parte nostra, già che siamo travallenti universitari, esti di sperimentare, si sa lingua sarda, si può imparare questo imparamento e può dare lezioni in lingua sarda. Non si esprime su chi ci provava, però su chi è difficile e chi ne ha provato in altro tempo, da tempo meno difficoltà e meno problema da quali provavo a fare questa attività. Serrande questa regionata, un'altra cosa che è di questo momento, smart working, è una cosa ona, su diritti su triballo, è pronto a zuare su triballianti che tribagliano atteso da Edomo, come si può spostare? Su smart working vogliono lavori intelligenti e me si pensa che vogliono effetti lavoro a distanza, invece vogliono un'altra cosa, non fate lavorare fuori dell'impresa, ma lavorare di una maniera organizzativa, più intelligenti per poter essere più efficienti. Non è né buona né male, è uno strumento che può essere utilizzato
da una maniera intelligente, positiva, o da una maniera che serve di effetti può sfruttare di più su questa persona. Tanto si bolinai che uno sicuramente lavora in domo, non tiene più libertà, perché deppi sempre seguire in che sia momento, le cose non andrà bene, invece si dona questa possibilità più efficienti, di uno che non si sposta da questa città e più attento a fare il suo lavoro, è una cosa buona, dipende da come si va. A via Sananta uno lavora a distanza, faccio questo esempio, che tutti narrano, si sta bello il telelavoro, lavora in diateso, poi i handicappati, chi ne hanno problemi, sai ci lavora da domo. E questo pure dà attenzione. Una persona che si agata in questa situazione ha bisogno di socialità, di andare in un ambiente di lavoro, non è che di cunciarsi in una stanza, lavora secondo un computer, hai cinema su di bili, se usa a posto, non tieni problema, se non c'è su marciapiedi, poi non passa la carrozzina, se non c'è questa cosa, no, non anda bene. Quindi si deve comprendere che è una cosa assolutamente positiva, come tutta questa tecnologia, però dipende da come si impara, da quali fonti regole che disciplinano. Io penso che se uno manca sia in lavori intelligenti, smart, su chiesti, deve tenere un orario di lavoro, si deve uscire come ti controllare, questo è deve tenere rispettare la dignità di cosa sua. Professore, grazie a questa ragionata sopra questo argomento di importo umano e speriamo che il tempo questa politica torna a essere forte e torna a narrare chi tribaglia sa femmine e sa uomini su la cosa più importante che abbiamo. Certo. C'è stato un professore, amico mio, che narrava che su si occupato non è uno che non tiene nulla, è uno che non è nulla. Poi la perdita, se uno non tiene gusto, non tiene sa vita lavoro è posta male in Araus. Grazie ancora. Grazie a voi. Realizzata col contributo della Regione Sardegna, Imprentas 2020-2021, legge regionale 22 del 2018, articolo 22.